Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, io sono il Lord Perso e finalmente ragazzi, nello scorso episodio, io spero l'abbiate visto perché è stato un episodio veramente carico dove Roma si è veramente espansa in Africa e stiamo anche quasi per ultimare, adesso l'ho detto, qui lo dico e qui lo nego, la campagna in Africa. Perché alla fine ci manca da sottomettere i Dimmidi che prenderemo e libereremo. Poi abbiamo Siga, Tingis e poi non so se c'è una città qua, dovrebbe esserci se non sbaglio. E poi la campagna d'Africa è, ragazzi, finalmente finita. Tra dire e fare però, come vedete, c'è il mare e il mare è il Mediterraneo. Perché se andiamo a vedere invece la parte spagnola, non è che siamo messi così tanto bene. Allora, abbiamo Saguntum che potrebbe essere sotto attacco, in realtà non è una minaccia grande questa, perché comunque siamo... Diciamo che questi due eserciti puntano a Tarraco, e questa forse è la minaccia più grande, però... Allora, Tarraco non è grandemente difesa, come vedete non ha neanche tutti gli uomini di guarnigione pieni, quindi vabbè che non è che siano molto utili gli uomini di guarnigione in generale, però comunque qualcosa fanno. Ha comunque un esercito di difesa abbastanza grosso, quindi non li temo, però vorrei evitare che queste due diciamo popolazioni, scusate, popolazioni eserciti scendano e vadino a rompermi le scatole. Poi ricordiamo sempre che c'è Cartago Nova, che comunque è sempre nostra nemica, sono i secessionisti che ancora Roma non li ha puniti, ma soprattutto la situazione più brutta è a nord, perché gli Iceni ci hanno dichiarato guerra. Adesso io voglio fare una roba un po' paxerella, come si diceva una volta, sì, però non devo cliccare, devo cliccare in maniera corretta. Ragazzi, è morto Luca Giurato, Luca Giurato si è impossessato di me, vedete che è moderata? Se io ti offro tutto quello che ho da darti in questo turno. Guarda, guarda. Ragazzi, ma manco a saperlo. Guarda, neanche avessi preregistrato prima, giuro. Ok, perfetto. Abbiamo fatto pace con questi. Che comunque, bene o male, non è che attaccassero chissà da che distanza. Cioè, nel senso che da qui a qui ce ne passava ancora un bel po'. E Massilia è pesantemente difesa, ragazzi. Pesantemente difesa. Quindi alle mura e tutto, non li temo così tanto questi uomini, nonostante l'esperienza. Sicuramente sarebbero riusciti a espugnarla senza esercito, ma io ho un esercito qui pronto per l'attacco. Io direi che questa legione a questo punto la lasciamo in difesa del nord, di questa zona qua. Anche perché ricordiamo che a Mediolam non ho nessuno. È vero che sono circondato da alleati, ma fuori dalla cerca degli alleati ci sono i nostri nemici giurati. Quindi io direi che onde evitare il crollo, il taglio, diciamo, delle mie province in questa zona, siccome sto spostando tutte le legioni a ovest, insomma, e poi ragazzi, per fortuna che la situazione, adesso io lo dico, ragazzi, se succede scoppia una guerra, maledizione, ma spero che tipo non mi attacchi, non so, l'Egitto, così a caso, che potrebbe essere benissimo, perché l'Egitto, vedete, confina nella parte ad est del mio, possiamo dire impero, ragazzi, possiamo dirlo, e ho solo una legione in difesa, cioè in tutta la parte est ho solo una legione a difesa che è messa anche abbastanza male. Questo ovviamente, ragazzi, come avete visto nel finale della puntata precedente, non era mia intenzione prenderlo, il gioco me l'ha assegnato da solo, senza farmi scegliere, e abbiamo fatto una bella cavolata, perché adesso ho inchiodato lì una legione. Una legione. Quindi invece di avere due legioni di rinforzo ne avrò solo una. E l'altra, eccola qua, signori. Eccola qua che pian piano andrà a solleticare le nostre menti. Va bene, il riassuntino l'ho fatto. Grazie per essere tornati. Siete incredibili, ragazzi, perché veramente seguire tutta la serie, siamo alla puntata 91 credo, è veramente una roba incredibile. Io vi ringrazio di cuore anche per mandare avanti questo progetto che comunque ci tengo anch'io, quindi grazie ragazzi. Quante unità c'erano lì. I cartaginesi si stanno a cagà. Ok, tornano indietro, perfetto.
Tornano indietro, ottimo. Allora potrei andare a cacciarli io a questo punto. Però adesso vediamo, dai ragazzi. Vediamo, magari mi potrei mettere nel punto alto con una modalità imboscata, eh? Cosa ne dite? Pirati che ripartono all'attacco. Se non sbaglio gli avevamo già dato una bella batosta. Infatti vedete che la batostina gliel'abbiamo data. Direi che andiamo su modalità, ma no, di equilibrio, dai, non esageriamo. E i pirati ci possono salutare. Ok, abbiamo perso un'imbarcazione, poco male. Ah, wow, quanti soldi, ragazzi. No, no, liberiamoli così abbiamo un po' di soldi. Che diffondano il verbo. Se attaccherete le città di Roma verrete rasi al suolo. Trucidati. Ah, è distrutta una fazione. Qua mi esce sempre, non mi memorizza che io salvo il fatto di non avere rotture di balle. Intimidire l'opposizione. Va bene, non sono contento. Noi avevamo delle problematiche anche di col Senato, perché avevamo una piccola fazione, questa qua, che ci dava del fastidio. Non è neanche rappresentata, va bene, comunque andiamo bene. Allora, poi, allora, qui abbiamo dei ribelli. Allora, li farei un attimo ingrossare, giusto per abbassarmi questo valore qua. Quindi per un turno li lasciamo lì. Allora, loro, io quasi quasi li porterei a Massilia, perché, non so, vorrei proteggere questa zona. Qui non penso ci arrivino delle truppe. Andiamo a controllare, ma no. Importantissimo, ragazzi, avere sempre delle spie. Eccolo qua, vedete che l'esercito è proprio in ritirata. Ok, avere sempre delle spie, ragazzi, per, diciamo, tenere sotto bada il... Cioè, a bada, scusate, il nemico, sott'occhio il nemico. Allora, in realtà, però, sarebbe bello attaccarli e poi andare verso questa parte qua, perché se io controllassi Aracillum controllerei tutta questa porzione, e controllando questa porzione controllerei fondamentalmente l'accesso al nord. Non sarebbe male, solo che loro mi possono passare anche da qua a qua, come hanno già fatto. Quindi io a questo punto, e qua fatemi vedere un attimo. Allora, Tarraco abbiamo quanti uomini di difesa? 15. 15 però messi abbastanza male. Allora, no, cambiamo piani perché voglio fare una cosa. Allora, andiamo a distruggere questi. E voilà. E non ci pensiamo più. Anche se l'ordine pubblico non... Cioè, sarebbe stato meglio il contrario, come ho detto prima, ma... schiavi. Ok, intanto però abbiamo guadagnato facilmente dell'esperienza. Sono contento. Andiamo su... La fanteria l'abbiamo già fatta. Difesa... Allora, andiamo sull'attacco, perché adesso questi li faremo attaccare. Ma sì, dai, va bene così. Allora, ok, questi arrivano qua per coprirmi la città. Quindi io vado con questi, vado a prendermi questi qua. Ah, non ce la faccio. Non ce la faccio, va bene, poco importa. Marcia forzata no. Questi li sposto qua per coprire. Per coprire, tanto questa è una legione d'attacco per prendere questo posto qui, quindi... Ah, qui ho l'altra spia. Allora, chi avevo mandato qua? Ma sì, dai, andiamo a vedere un attimo qui se ci sono news, se c'è qualcosa. No, qui intanto avevamo visto... Non sono grossissimi, ma insomma. Torniamo su, che voglio vedere un attimo se c'è qualcosa qua. Non sembrerebbe, sembrerebbe ci siano solo questi, che però... Ricordiamo che Toletum non è stato così facile prima da affrontare. Ok, va bene.
Ok, ok, ok. Teniamo a mente questa cosa. Intanto la tecnologia sta andando avanti. Il prossimo giro sblocchiamo mattoni cotti. Ottimo, ottimo. Dovremmo sbloccare anche qualcosa a livello del Senato, se c'è ancora possibilità di sbloccare. Esatto, vedete, questo qua, contratti consensuali, sarebbe ottimo da sbloccare, però non voglio rusharla, onestamente, non è questo il tipo di gameplay. Magari andremo sulla filosofia o su qualcosa di guerra, perché obiettivamente anche qui non abbiamo sbloccato più una mazza dal punto di vista della guerra. Ecco, magari tipo sbloccare la capacità di eserciti e flotte, sbloccando anche l'ultimo riquadro della tattica, non sarebbe male. Oppure anche l'assedio, perché ci dà un po' più di resistenza. Però, meno 5 costi delle unità, vabbè, d'assedio però. Ma sapete che in questa versione è più utile la Divided Impera, forse è più utile la parte civile che non la parte militare da sbloccare. Allora, Tarraco sicuramente dobbiamo sbloccare qualcosa. Non voglio fare la parte militare, andiamo a fare un municipio classicissimo che è a metà tra il commerciale e il militare, direi che ok. Qua, sì, sviluppiamo gli archivi. Qui assolutamente lo scalpellino che ci dà più denaro. E la cittadina su Genova potrebbe essere utile. Vediamo se riusciamo. Qua non avevo sviluppato tanto, esatto. Allora, vediamo di sviluppare un po' di roba. Tipo, sicuramente il paese romano lo sviluppiamo e sviluppiamo la cittadina agricola, assolutamente. Facciamo un po' un giro di sviluppo delle strutture. Ma che bella questa. Bella. Allora, e anche qua, dai, andiamo a sviluppare Salona, che io ho paura sempre che questi fianchi qua vengano, a parte che se arriva un esercito Salona la possiamo salutare. Allora, intanto il nostro amico... ma perché? No, ragazzo, ma cosa fai? Madonna. Allora, io la raga, anche qua, allora, aspettate, abbiamo elargito troppi fondi in generale, andiamo a togliere a Genova, no, andiamo a togliere no, Salona in realtà lo vorrei. No, vabbè, niente, ragazzi, andiamo a togliere proprio una mazza. No, 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 dobbiamo andare a togliere, dai, andiamo a togliere a Genova questo, lo faremo il prossimo giro. Perché dobbiamo dare le strutture base a questa città, se no qui ragazzi ci odiano e basta. E voilà. Ok, poi direi anche... Vediamo cosa possiamo fare. Ah, sicuramente il legno. E questo... Niente ragazzi, questo lo lasciamo così. Non abbiamo possibilità di farlo. Di sistemarlo qui. Cavalleria, meglio accorparla. Preferisco perdere truppe, ma avere una cavalleria che funziona quando ce n'è bisogno. Va bene. Siga sicuramente è libero, ma avendo i dimmidi contro non mi slancio in avanti. Fatemi vedere se anche a sto giro... No, niente. Aspetteremo la legione di rinforzo a questo punto. Appunto la portiamo da qui, in questa zona. Osti, volevo... in realtà volevo... Volevo in realtà potenziarla, ma mi sa che non sarà fattibile. Casomai poi valuteremo se fonderla con questa e magari tornare indietro per prendere delle altre truppe dopo che avrà combattuto contro i Dimmidi. Vedremo. Qui non ci arriva in un colpo solo, peccato. Vabbè, comunque poi ci regoleremo. Va bene, direi andiamo avanti ancora con il turno. Qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e niente, andiamo avanti. Dai, altro turno per noi, ragazzi.
Stanno salendo i cartaginesi, ragazzi, stanno salendo. Mm. Oddio, ragazzi, gli egiziani. Oddio. Nostradamus. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, la andiamo a giocare a questo punto. 1, 2, 3, 4. Per fortuna che ho accorpato meno la cavalleria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. E poi hanno tanta cavalleria. Questa ce la giochiamo, vabbè, non ho neanche nessuno di rinforzo. Questa ce la dobbiamo assolutamente giocare perché per me la vinciamo. Però, vediamo. Spero che siamo, esatto, dentro al villaggio, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ragazzi, l'esercito avversario è questo. Hanno un sacco di tiro, un sacco di cavalleria. Come potete vedere anche da queste immagini, speriamo di farcela. Loro sono su una, diciamo, improntati su questa parte frontale, quindi dovrebbero passare da qua. Io qui ho bloccato il passaggio, quindi non dovrebbero, vedete, ho proprio piazzato delle barricate, non dovrebbero passare da questo lato. Per sicurezza ho messo comunque degli uomini di guardia, diciamo, ma voglio che finiscano qua dentro. Qui ho piazzato delle trappole ad hoc contro la cavalleria, contro le unità, qui dei rallentamenti. Qui ovviamente ho messo il grosso della fanteria. Ecco, speriamo di riuscire a contenerli. Quello che ho fatto poi è stato piazzare qui esternamente la cavalleria. Ovviamente faremo il giro in questo senso per andare a prendere poi gli arcieri, che sarà sicuramente una problematica di questa battaglia, che ne hanno tanti e credo che siano anche abbastanza agguerriti. Va bene, proviamo a giocarcela e incrociamo le dita. Vediamo un po' dove vanno, dove si... Esatto, vedete la cavalleria si sta spostando verso sinistra e sembra un po' tutto l'esercito si stia spostando verso sinistra. Speriamo, così posso liberare queste truppe che sono qua per coprirmi il fianco. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che siamo fortunati. Questa non ho capito perché è finita qua in mezzo. Spostiamo qua dietro. Probabilmente me la sono... Ah, no, no, no. Ok, sono quelli che sono rimasti... Sì, quelli inutili. Ho scoperto unità nemiche nascoste. Perfetto, guardate il generale che se ne va proprio in pasto ai nostri uomini. Bene, qui la cavalleria. Vediamo se sono abbastanza stupidi da passarci dentro. Perfetto, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Guardate qua, che bella carneficina. Spostiamo magari questa cavalleria, Di tipo qua che ci sono gli arcieri non sarebbe male. Ovviamente la cavalleria verrà sacrificata, ma d'altronde per vincere la battaglia dobbiamo fare questo. Ok, stiamo iniziando già a esaurire le munizioni. Andiamo a prendere questi arcieri dal dietro. Qui vedo un aggiramento. Ok, qua se stanno per far maciullà. Perfetto. Dove queste le devo tenere qui, non c'è modo di spostarle. Dai ragazzi. Dai, forza, un bello sfondamento delle linee nemiche. Guardate che bello il campo di battaglia. Peccato questa ripresa brutta. Come sempre quando sono in due si impapinano tra di loro e fanno sempre uno schifo. Bene, primo gruppo di arcieri bloccati. Perfetto. Eccoli qua, ottimo, ottimo, ottimo. Io direi proseguiamo se riusciamo. Anzi, puntiamo a questi. Se riusciamo. Dai ragazzi, però forza, non svincolatevi da questi che vi fanno gran male. Ok, perfetto. Ok, perfetto, scossi, sono scossi, ottimo. Qui intanto resistiamo, ottimo. Mamma mia. Dai, dai, dai. Forza ragazzi, staccatevi da questi però.
Ok, bene. Stanno per lasciare il campo di battaglia. Ah, però sono tante. Il tiro è tanto. La nostra cavalleria è abbastanza debole. Non so. Non so se riusciremo a salvare un po' di... Questi qua sono fastidiosi, eh. Questi qua sono fastidiosi. Vai via che non voglio suggerimenti. Forse ci voleva unirli con il generale, però va bene. È che avevo paura di rischiare anche il morale del generale, non volevo. Cioè se mi crolla il fronte siamo messi male. Ok, sembra si siano un po' ripresi. Ok, il morale c'è. Continuate a seguire questi in fuga e poi ritorniamo quando... Questi fanno il giro? Attenzione. Allora, portiamo questi qua. Anche abbastanza velocemente. Non so se ce la faranno in tempo. Andate sempre a rompere le scatole a questi. Ok. Ora puntiamo questi qua che sono isolati e da soli. Bene, dai. Bene, bene, bene. Questi però... Allora, sacrifichiamo questi per rallentare il nemico. Ok, sembra che non venga qua. Vogliono passare da questo lato. Fatemi vedere se ho ancora le frecce. Qui intanto, ok, ottimo. Fatemi vedere se ho ancora del tiro a disposizione. No, non ce l'ho più. Questi vogliono passare assolutamente di qua, quindi chi sono io per impedirglielo? Mettiamo le nostre truppe qui però a questo punto. Questi li metteremo qua di supporto. Ok. Allora faremo poi il giro, grazie per l'idea. Benissimo, intanto le unità... Ok, perfetto. Ora mettiamole qua la cavalleria, che sono veramente un colabrodo. Guardate qua però, queste in fuga le andiamo a inseguire. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Attenzione, quando le unità si avvicineranno troppo ci metteremo in formazione, anzi lo facciamo già subito, guardate. Onde evitare, stiamo un po' compatti. Ah, mi sa che è già andata via. Ok, allora ci mettiamo a questo lato. Piacerebbe fare un colpettino da dietro a questi arcieri qua, però aspettiamo un attimo. Qui intanto la situazione, loro continuano a prendere le frecce, ottimo. Quando avranno finito, ok, hanno finito. No ragazzi, rimettetemi in formazione. Maledizioni, i comandi di Rome sono veramente una roba brutta. Mettiamoci in formazione chiusa. Qui dovremmo essere, ok, arrivati, perfetto. Ma sai che io quasi quasi andrei avanti con questi, non lo so. No dai, non buttiamoli all'aria, teniamoli come rinforzo. La cavalleria è martoriatissima. Però vabbè, vediamo un po' cosa fare, cosa si può fare. Qui abbiamo ancora il tiro, sta andando avanti, perfetto. Qui entra un'unità di cavalleria, ma verranno presto respinti, ho idea. Guarda, ci mando anche questi a combattere. Sono quasi tutti arcieri questi, tranne questa cavalleria qua. Cavalleria, scusate, questa fanteria. Ok. Ok. Eccoli qua, questi che tentano di fare il giro. Ok, ho ancora questa cavalleria, ricordiamoci. Bene, guardate questi che lampeggiano. Io andrei a questo punto a dargli colpo di grazia. Ok, vediamo se riesco, perché sono questi in mezzo. Attenzione. Attenzione. Guardate che la stanno lasciando i ranghi. No, si ricompattano. No. Usciamo.
ci rimettiamo qua e stiamo pronti a cogliere ogni loro minima paura. Andiamo avanti, dai, con tutti questi, forza. Aiutiamo questo gruppo qua. Anche se siete pochi e deboli, dovremmo riuscire a farcela. Qui stiamo... Mamma mia, quanto è forte questa cavalleria nobile, ragazzi. Quanto sta resistendo? Mamma mia. Di solito la cavalleria appena tocca la fanteria, l'impatto è forte, ma poi dopo viene maciullata. Invece si continua a soffrire. Allora io direi acceleriamo un po' il tempo, perché adesso non vedo buchi, quindi andiamo un po' avanti. Vediamo un po' cosa succede. Per ora nessun fronte cede, anche se cede solo uno di questi tre sarebbe ottimo. In particolare questo qua. Così facciamo una manovra di aggiramento e andiamo avanti con tutta la fanteria, ma per ora non vedo segni. Non vedo segni. Potrei attaccarli con la cavalleria, però non vorrei attaccarli dal dietro, per un discorso che sono delle lance. Quindi la cavalleria la posso salutare se lo faccio. Qui intanto, ok, stanno iniziando a cedere gli avversari. Anche qui, buono, buonissimo, buonissimo. Buonissimo. Ok, questo lato che diciamo è un po' più, debole questo. 94 e 59. Io ho paura che mi ceda questo lato. Andiamo avanti con questi, con i Velites. Ecco ragazzi. Ok, andiamo a intercettarli. Loro li portiamo indietro. Anche questi. Portiamo tutti indietro. E manteniamo questi chiusi in posizione. Ok, non dovrebbero essere un problema. Vi mettete... Ok, perfetto. Sfondati completamente. Fateli finire la cavalleria. E ci posizioniamo qua, se riusciamo. Mettiamoci così. Ottimo, ottimo. Qua vedo che stanno continuando ad andare avanti i combattimenti, ma sono ancora fermi. Qua attenzione, perché vedo i miei uomini che fanno fatica. E allora rientriamo dentro con questi. Diamogli un upgrade. Eccoli qua che arrivano. Ragazzi, falciateli. Peccato non avere delle legioni per poter essere più incisivi. Ok, dai, tutti dentro. Contro questi che sono già abbastanza fiaccati. Si ritirano, attenzione. Noi siamo messi male, ma siamo abbastanza carichi. Allora, vediamo qua intanto la situa. Ok, perfetto, ottimo, ottimo. Sono instabili. Allora, liberiamo queste unità e andiamo a ripiegare. Anche questa in realtà la liberiamo e andiamo a pushare tutta in questa zona. Ok, perfetto. Ok, forza legionari. Dentro. Andate a prendere questi qui. Dai. Abbiamo addirittura delle lance. Ok, cavalleria, torna indietro. Che adesso c'è da dar fastidio a questi. E questo è l'ultimo gruppo che rimane. Ok, va bene. Ho capito. Loro vanno in supporto qua. Si spostano. Questi hanno finito il loro compito. Ok, ecco un nuovo obiettivo per la cavalleria. Questi. Gli altri tutti dentro. Usiamo un po' il generale e lo facciamo andare in carica nelle retrovie. Attenzione alle trappole che ho piazzato, perché mi sa che ci sono finito dentro. Allora lo giriamo così. Soprattutto i paletti per il generale, dobbiamo stare attenti. Qui intanto bene, sono arrivati. È arrivata l'intercettazione, perfetto, ottimo, vedete, caricati dal dietro subito lasciano il posto. Diamo anche un boost al morale, che vedo qua delle unità mie che insomma hanno delle difficoltà.
Ok, il generale si può sganciare. Tutti questi, escluso il generale, da questo lato. Anzi, si posizionano qua e poi vanno all'attacco. Togliamo questa modalità. Ok, intanto qui la cavalleria ha fatto il suo sporco lavoro. La riposizioniamo così si riposa. Ok. Dai raga, dentro. Dentro. Ok. Iniziamo a colpirli dal lato. Guardate qua come crolla il morale. Guardate, guardate, mamma mia. Ci starebbe anche colpirli, ma aspettiamo. Aspettiamo a colpirli da dentro. Intanto andiamo qua e facciamo un upgrade al morale. Questi, vabbè, questi li teniamo qua. Eccoli qua che si sono sganciati. Andiamo a prenderli. E qua tutti su questa unità. Dai, che la schiacciamo, ragazzi. Perfetto. Ok. Ah, c'è ancora questa, non l'avevo vista. C'è ancora questa, non l'avevo vista. Questi sono 100, cavoli. 100 è tanta roba. Andiamo a boostare un po' il morale in questa zona. Ok, qua sono fuggiti. Ok, quanti ne rimangono? 46, va bene. Qui 38, quindi li abbiamo praticamente massacrati completamente. Adesso anche qua. Guarda, cadono come mosche, ragazzi. 2 secondi fa erano 38, adesso sono 17. Attenzione, no, continuiamo la battaglia, che dobbiamo massacrarli. E soprattutto questi, ragazzi, non dobbiamo lasciare scappare questi. Fortuna che ho qui il mio generale. Andiamo a prenderli, perché questi è carneficina che dobbiamo fare. Questa cavalleria qua va bene qua così. Voi riposatevi. Ok, continuiamo a massacrarli. Niente, questi sono qua. Va bene, voi vedrete la fine di questa partita come sempre. Ci vediamo dopo. Va bene signori, è stato un massacro totale. Terminiamo qui perché ormai non c'è più nulla da massacrare, se non veramente uno o due uomini. È stato veramente una disfatta totale. Ho perso 482 uomini, ne ho persi 2200, ragazzi. Cioè, rendetevi conto. È stato veramente un massacro. Ne abbiamo persi 2200 a fronte di 2600 uomini schierati. Questo ci rallenterà ovviamente, per quello che ho detto, che probabilmente l'esercito che arriverà da sotto dovrà fondersi con l'esercito che ha appena difeso, che abbiamo appena visto questa battaglia, e poi andare a recuperare altre truppe verso la Turchia. La Turchia, scusate ragazzi, la Tunisia. La Turchia era un bel viaggio, è stata la Turchia. Ah, dai. Dai che li massacriamo completamente. Ah, che bello, ragazzi. Allora, io direi che li facciamo o schiavi, però io ho paura di schiavizzare. No, li liberiamo, perché tanto poi libereremo le loro città. Incredibile, sono ancora vivi. Com'è possibile? Li ho massacrati, ragazzi. Vabbè. Ma saranno vivi ancora per poco. Attenzione, la Partia ci crede un accordo commerciale. Ma eh, scusate, assolutamente voglio, ma wow. Quanto gli potrò chiedere? Massimo 10.000. Alta. Oh, raga, proviamoci. No, 10.000, raga. 10.000 dalla parte. Praticamente ci hanno finanziato la campagna. Grazie. Molto gentili. E tra l'altro ci picchiamo anche quasi 400 monete in più a
a turno per il commercio. Bene. Mm. Bassi fondi, vabbè, c'era da aspettarselo. Bene, abbiamo intanto sbloccato la costruzione, grado aumentato del generale, sempre lui. Conflitto degli ordini. La plebe esprime la sua rabbia con delle numerose dimostrazioni, arriva perfino a bloccare delle importanti strade cittadine, ostacolando il flusso di persone e merci all'interno della città. Nonostante la confusione, i patrizi hanno pochi commenti da fare sulla situazione. Plebe arrabbiata. Ai ai ai. Ai ai ai, questo è un bel problema. Ai ai ai. Bel problema, questo. Vabbè. Hai disordini a Roma. E non solo a Roma. Io al qua dobbiamo togliercelo, quindi dobbiamo smantellarlo. Allora, due... Vabbè, sono solo due unità, eh. Sono solo pericolose se reclutano se reclutano delle... Andiamo sull'attacco. Oh, costruzione, no, attacco. Stavo dicendo, se reclutano delle... Gli diamo anche l'esperienza, questi. Delle unità mercenarie, se no non sono pericolosi. Intanto andiamo a vedere sulla costruzione, abbiamo detto che abbiamo fatto bene. Quindi mattoni e... Ok, in generale meno costi per gli edifici, ottimo. Allora, potremmo fare questo per sbloccare più cibo, però ne abbiamo abbastanza per ora, di cibo in realtà. Forse è meglio l'astronomia perché ci dà più ricchezza dalla cultura, bla bla bla, e meno 3 la corruzione. Meno 3 la corruzione non sarebbe male, anche se avevamo visto che anche il logoramento non era male. Le navi, boh, non me ne faccio poi nulla. Vediamo. Ah, qua sblocchiamo tantissimi edifici. Ok. Questo ci servirebbe. Ci servirebbe, però voglio prima andare in ordine. Dai, 6 turni, dai, ci sta. 6 turni. Guerra dichiarata tra i Suebi e Pergamon. Attenzione, ok. I Suebi stanno iniziando a... non riuscendo a passare per Roma, stanno iniziando a fare guerra agli altri. Intanto Tigranocerta. Ok, va bene. Questa è tutta la via commerciale nuova che abbiamo aperto, guardate, dal porto di Trapezus. Ok, va bene. Guardate, adesso abbiamo una mappa molto più grande, riusciamo a vedere molta più roba, guardate, dall'alto, vedete, tutto questo giro qua facciamo, ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo una visione molto completa adesso della mappa. Attenzione, i Suebi, wow, wow, quanto sono espansi. Praticamente è come se fosse un'orda, potremmo considerarla come un'orda mongola. Sì. Scusate, ho sbagliato tasto. Ok, perfetto, siamo ritornati qua. Noi guadagniamo veramente poco, maledizione. Converrebbe forse, sapete, passare da qua in modo tale da guadagnare un turno per prendere un po' più di truppe. Dai, lo allunghiamo un po' la strada, però 3 turni, cavolo, 3 turni sono ancora tanti. Allora, prendiamoci la prima corte e poi ci prendiamo un'altra cavalleria perché la dovremmo sicuramente integrare con la nostra. Prendiamoci dei veterani e il tiro, no, il tiro mi sembra ce ne sia abbastanza. Magari degli schermagliatori a cavallo. Questo morale di base più alto questi. E un po' meno munizioni. Dai, prendiamo i Tapsos. Dai, ci riempiamo le file così. Comunque denaro ne ho a sufficienza. Allora, fatemi vedere, qui ci dovrebbe essere la spia. Ok. Ma sta ancora lontana. Molto lontana. Sarebbe bello vedere cosa c'è qua. Cosa c'è qua. Allora, questi li potrei massacrare solo per il fatto di
guadagnare dell'esperienza. Però vedete, non so se... no, secondo me non riuscirei poi a tornare indietro a difendere la mia città, che è debole e non si sa mai che arrivi qualcuno ad attaccarla da qualche parte. Questi sono rimasti qui, sono fortificati. Però ragazzi, noi siamo 18, cioè loro possono essere anche fortificati, ma li maciulliamo e infatti scappano. Scappano e potremmo ancora inseguirli. Tra l'altro rompendo la loro fortificazione. Spingiamoci, dai. Guarda, tra l'altro siamo a un tiro di schioppo per andare a prendere un'altra città. E io a questo punto seguiamo la fiumana. Qui andiamo in modalità aggressione. Via. Ok, abbiamo perso un po' di uomini. 400, vabbè. I prigionieri qua li uccidiamo. E ragazzi, ho ancora del movimento da fare. Io ho ancora il movimento. Qui sono anche pochi. Allora, visto che qua vedo, ho visione e ho anche un'altra spia sopra, questa la portiamo sotto. Vediamo un attimo cosa stanno facendo. Eccoli qua. Ok. Ok, dov'è la strada? Qui. Fatemi vedere. Dammi un po' di spazio. No. Ok, cartaginesi si stanno radunando qua. Io direi che Numantia salta allora. Tra l'altro Numantia fa parte di Saguntum. Quindi potrebbe essere una buona hub romana da tenere per controllare la Spagna. In realtà la volevo liberare, ma Cartago Nova. Potrei tenere queste due e liberarla. Questa, perché tanto bah, non mi interesserebbe averla Numantia. Sarei più sull'ottenere Toletum, che sono queste tre qua. Ok. No, storicamente Numantia in realtà era abbastanza, cioè faceva parte dell'impero, cioè sì, dell'impero romano del controllo, ecco. Eh, sì, potrebbe... Sì, dai. Allora, vabbè, intanto iniziamo a prenderla, poi ci pensiamo. Allora, stiamo un attimo a circondarla perché posso fare un upgrade prima di combattere. Più 6 il campo visivo, più l'ordine pubblico. Poi, assolutamente sì. Partigiano. Assolutamente, successo critico. E viene i costi delle azioni. Va bene, allora andiamo a prenderci la città. Non ho neanche visto quanto ci dava. Schiera... Wow. Wow. Abbiamo anche le balliste, eh. Allora, io direi che la vediamo nella prossima puntata. La teniamo qua, così, perché sicuramente va conquistata questa. Secondo me con le balliste gli spariamo direttamente in faccia. Non hanno mura, quindi gli spariamo in faccia con le balliste. Secondo me gli facciamo un botto di danno e ce la prendiamo abbastanza facile. Non so, questa sensazione. Qui intanto andiamo a sabotare l'esercito se riusciamo. Così gli blocchiamo. Niente. Questa spia qua non è che funziona molto. Grado aumentato, vabbè, meno quello. Però ragazza mia, avrei anche il grado aumentato, ma se non sei capace, cioè... Dai, abbiamo aumentato tutte le skills che ci servono sul fatto di creare bordello. Questa è una. E una. E potrebbe essere... A few moments later. Ecco qua ragazzi, cosa stavo dicendo? Battaglia facile per noi. Direi che l'andiamo a combattere. Andiamo in modalità... Ma no, andiamo aggressione, dai. Non dovremmo perdere tanti uomini. Bene. Perfetto, siamo saliti. Direi di farli prigionieri. Non uccidiamo altri romani. Bene, intanto le tradizioni navali, che sono quello che mi interessava, salgono. Perfetto. Direi di aumentare i tiri al minuto a questo punto e di andare su questo qui.
Sì, su queste qua marine. Allora, difensiva, no, dell'assedio no. Capacità di movimento, assolutamente. Ok, buona. Perfetto. E poi ci potremmo anche allontanare da qua. Tanto Tarracon non credo sia sotto minaccia. Ci sono solo questi cartaginesi, ma sono ridotti abbastanza male. Io mi allontanerei. Ah, guardate, a pelo arrivo qua e mi faccio delle imbarcazioni serie perché la flotta così, insomma, fa un po' schifio. Facciamo il bosco delle ninfe, va, tanto che ci siamo. Allora, abbiamo detto questa legione, questo combattimento qui lo vediamo dopo. Mi piacerebbe assaltare, che qua sono 20. 20. Non abbiamo una forza per contenerli. A meno che appunto non ci facciamo delle navi abbastanza potenti. Ah, la artiglieria, ragazzi. Artiglieria. Allora, dai, via di artiglieria. Trireme da tiro. Artiglieria, tanta roba. Bireme. Trireme. Allora, ci facciamo due belle navi. Ah, ok, niente, allora due belle navi da distanza e via. E via. Qua la situazione in realtà è abbastanza stabile. Comunque non mi fido, quindi li teniamo lì. Magari qua facciamo una di cavalleria, tanto ormai guadagniamo veramente uno sproposito di oro. Che ci sta. Qua potremmo assumere dei mercenari, sapete? Tipo una cavalleria da buttarci dentro. Non sarebbe male. Da Usticane 3006. Pazzi! Madonna, una cavalleria fa anche schifo. 3006. Siamo un po'. Potremmo prendere la cavalleria da tiro. Ma solo per rompergli le scatole, ragazzi, non per altro. Solo per andare dentro a girarli. E tirargli un po' di frecce. Loro sono. Comunque, dov'è che è? Mantia. Hanno le falangi. Quelle potrebbero essere un problemone per noi. Vabbè, quelle le tiriamo giù con le baliste. Buona, perfetto. Quelle le tiriamo giù con le baliste. Perfetto. Non hanno tanti arcieri, quindi in realtà le mie cavallerie potrebbero essere sufficienti. Oddio, non ce ne sono tantissime. Non ce ne sono tantissime. Potrei prendere una di queste e vediamo degli uomini valorosi se ci sono, ma questi tirano proiettili. Morale di base 42 questi. Io direi di prendere questi. Li assumiamo e proviamo un attacco. Fatemi vedere adesso se è cambiato un po' la barra. Qualcosina è cambiata. 57 si va a gioco in modalità aggressiva. 57 vuol dire che perdo tutte le cavallerie. Ma non lo so, io me la giocherei, vi dico la verità. Ma nella prossima puntata. Dai, va bene. Ragazzi, altro gameplay lungo per voi, ma ormai lo sapete che vi voglio viziare. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, che partirà sicuramente con la battaglia di Numantia. Va bene. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao. Forza Roma. Dai, yeah.